Io non sono un professore, sono un umile servitore dei cittadini, quindi non mi permetterei mai di dare i voti a nessuno. Non ha gradito il direttore generale dell'US2 Francesco Benazzi di vedersi mettere un voto, anzi un votaccio, dal vice sindaco Roberto Grigoletto che, giusto per non bocciarlo, lo ha rimandato sul caso geriatria. Che i problemi ci fossero è noto da tempo, dice, ma l'amministrazione se ne accorge solo ora. Il piano di risanamento del reparto, continua Benazzi, è già partito. Lo stato di quel reparto è che stiamo facendo i lavori, continueremo a farli ovviamente e i primi di gennaio andremo ad aprire la ristrutturazione, quindi avranno modo gli amministratori di toccare con mano che effettivamente abbiamo fatto i lavori. A questo si unisce un aumento di organico del personale e insieme arriva anche l'affondo al vice sindaco. Lo sa benissimo il vice sindaco perché anche lui deve gestire il personale, immagino i vigili, che i tetti imposti dal Ministero dell'Economia e Finanze non danno né a lui la possibilità di mandarmi i vigili nei nostri quartieri che hanno dei problemi e io non ho la possibilità di rimpinguare di più, non sta, oltre le dotazioni organiche, il personale, quindi quello che potevamo fare l'abbiamo dato al massimo.